Bene, allora direi che ci siamo. Per noi della Ploaghe Fishing Club è stata una giornata molto intensa che è iniziata alle 9 del mattino in piscina e che si è conclusa con voi ragazzi e bambini che hanno preso parte a questo bel pomeriggio. Sapete chi è l'artefice di tutto questo? Tutta la squadra del Ploaghe Fishing Club capitanata dal presidente Massimiliano Cabras, che inviterei qua sul palco. Vieni Massimiliano, vieni presidente, così iniziamo a scambiare, se sei d'accordo, due chiacchiere. So già che mi dirai io da solo però non voglio parlare. Com'è andata? Penso bene, ce lo deve dire il pubblico com'è andata. Noi ci abbiamo messo del nostro massimo, poi vediamo un pochettino nei giorni a seguire se avremo un seguito di questa esperienza. Fondamentalmente abbiamo lavorato per attirare i giovani alla nostra disciplina, che non è una cosa facile in un paese che non ha né laghi né mare, però allo stesso tempo noi ci crediamo e andiamo avanti con il nostro progetto. Intanto chiedo ai ragazzi e ai bambini di avvicinarsi qui davanti perché tra pochissimo vi facciamo salire sul palco. So però che prima vuoi far salire sul palco la tua squadra. Certo, io chiamerei tutto lo zoccolo duro del Ploaghe Fishing Club, coloro che mi aiutano e mi sostengono in tutto, quindi chiamerei sul palco il vicepresidente Gavino Montoni. Vieni Gavino, vieni con l'applauso, li cito io, chiamo i consiglieri intanto, se sei d'accordo. Gavino Montoni l'hai detto, chiamerei anche Massimiliano Masala, Salvatore Me, Saverio Sau, Mariano Spezia e poi vado a braccio. Guarda che bello, guarda che cosa avete fatto tutto il pomeriggio. Vi siete divertiti? Ah, questa è la soddisfazione più grande. Tutti gli uomini con le maglie blu della SD Ploaghe Fishing Club. Com'è andata? Bene? Sì, per ora sì. Li facciamo salire? Salite ragazzi, piano piano. Chiediamo ovviamente attenzione perché non dobbiamo toccare nessun cavo, nessuno strumento, perché alle 22 circa inizia la grande festa col tributo agli 883. Venite ragazzi, tutti qua davanti, guarda, ci mettiamo tutti ci mettiamo tutti qua, uno a fianco all'altro, dovremmo starci. 10 a 10? Bene, ok. Allora, poi li facciamo salire pian piano. Allora, c'è un ricordo, ve l'avevamo promesso, sapete cosa vi diamo? Vi diamo il cappellino del Ploaghe Fishing Club, la maglietta del Ploaghe Fishing Club e poi anche la medaglia per questo bel ricordo. Ti sei divertito? Dimmi il nome? Liam. Poi ancora? Andrea. Agatha. Aurora. Lorenzo. Nicolas. Sebastiano. Edoardo. Ah, vedi Edoardo, grande. Giovanni. Delia. Eccoli qua, i primi 10 perché erano intanto, io intanto sto attento. Vi diamo anche la magliettina, bisogna metterla. Allora, chi da domani vuole provare ad andare a pescare? Aia! Mamma e papà, è facile, basta contattare il Ploaghe Fishing Club, mi dicono che consegnano tutta l'attrezzatura gratuitamente loro, canna da pesca, è vero Presidente? L'attrezzatura la consegnate voi per chi vuole provare? Sì, è così, quindi parola del Presidente, non è poco avete il lago a 40 km ma soprattutto il mare per continuare a divertirvi. Cappellino consegnato dal vicepresidente e le medaglie. Ricordiamo, perché non l'abbiamo detto, stiamo festeggiando i 20 anni di storia del Ploaghe Fishing Club, presieduto da Massimiliano Cabras, società che ha ottenuto grandi risultati. Ricordo, per 2 volte il sodalizio di Ploaghe ha conquistato e ha partecipato all'Eccellenza Nord, a cui partecipano le prime 20 società di pesca in Italia. Questa, giusto? E dopo aver vinto l'Eccellenza sono andati all'Elite, da cui escono fuori 3 squadre che partecipano ai mondiali. Quindi insomma Ploaghe di fatto è stata tra le prime 20 società migliori d'Italia.
parlo ovviamente di pesca di superficie. Grazie, dai, se lo meritano e ce lo meritiamo. Ci siamo tutti? Sì. Ci siamo vestiti? No. Sì. Ma, guarda, Presidente, si vogliono mettere la maglietta? Ah, vedi? Vedi? Adesso bravi, bravo. Chi me lo tiene? Te lo tengo io. Vai. Te lo tengo io. Vai. Sì. Li facciamo scendere quindi? Guarda, c'è Giada che non vede l'ora di salire, vero? Guarda che se vieni ti diamo la magliettina, eh? Mettiti in fila lì. Vai. Maglietta, cappellino e medaglia. Prego, da appendere in cameretta, Bene? Bravi, i primi 10 li facciamo scendere, bravi, grazie ragazzi, andiamo. Complimenti anche a Agata, Piano, li facciamo passare da lì, occhio. Lo zaino di chi è? Lo zaino di chi è? Eccoli qua, gli altri 10, eccoli, tutto il pomeriggio. Adesso scambio 2 chiacchiere, qualcuno c'era, Com'è andata? Nel frattempo che arrivano i premi? Mario. Male? Mario. Ah, Mario, aiuto, per un attimo. Mario? Gabriele. Elia. Dario. Fate uno spazietto? Aurora. Marta. Damiano. Flavio. Sara. Luigi. Elsa. Emma. Ma quanto vi piace parlare al microfono, vero? Chi è di voi è mai andato a pescare? Chi ci vuole andare da domani? Solo tu. Ma, hai visto? Da dopodomani, dai. Bene, li vestiamo e gli diamo il premio, medaglia, cappellino e magliettina del Ploaghe Fishing Club. Ricordo intanto che stiamo chiudendo la giornata della pesca giovanile qua in piazza San Pietro. La manifestazione è inserita all'interno del calendario del Ferragosto Ploaghese. Festeggiamo il 20ennale della fondazione, correva il marzo 2006. Ploaghe Fishing Club è una società affiliata alla FIPSAS, la Federazione Italiana Pesca Sportiva, Attività Subacquea e Nuoto Pinnato, riconosciuta ovviamente dal CONI. Società molto attiva, lo sapete, anche con l'organizzazione dell'evento storico che è praticamente imminente. Parlo ovviamente del trofeo Ploaghe Fishing Club, giunto quest'anno alla sua 17ª edizione, lungo i litorali tra Platamona e Marina di Sorso. Prestigiosa gara nazionale di surfcasting a coppie che dura, pensate, 12 ore. Io vado a centellinare le notizie, così recupero pian piano tempo durante la premiazione dei ragazzi. Maglietta d'ordinanza che arriva fra un po' e ci vestiamo. Lo sapete che la pesca è un vero e proprio sport? Non è mica un hobby, non è un passatempo, è uno sport. Cioè si può diventare campioni mondiali di pesca sportiva. Vedi, la faccia di Mario dice tutto. Ti piacerebbe? Sì. Saresti ovunque, su YouTube? No, su YouTube no. No, su YouTube no, ovunque ma non su YouTube. Ha le idee chiare Mario, bravo. YouTube non si usa. Ne approfitto anche per ricordare quello che è il partner storico del Ploaghe Fishing Club, parlo ovviamente della Colmic, brand toscano che produce attrezzatura e abbigliamento. Dico anche che il Ploaghe Fishing Club è una delle 150 società affiliate alla FIPSAS in Sardegna, una trentina sono quelle che hanno sede nel Sassarese e ovviamente Ploaghe Fishing Club è una delle più attive e tra quelle che ha conquistato più titoli. Qualcuno vuole dire qualcosa sulla pesca? No. Niente.
È molto bella. Ah, vedi? Volete che organizziamo anche l'anno prossimo per i 21 anni? Sì. Va bene. E noi a questo punto prendiamo. Ci siamo tutti? Facciamo anche una bella foto? Ricordo che tutta la serata la stiamo registrando, la trasmetteremo poi su Directa Sport, quindi sulla pagina Facebook di Directa Sport, ma anche sulla pagina Facebook del Ploaghe Fishing Club. Quindi ci rivedremo questa serata e le immagini di questa mattina. Sorridete tutti davanti, guardate lì, un bel applauso. Veramente incredibile, vediamo? Pian pianino, guarda, lo sai che secondo me puoi tornare così, arrivi da mamma e la liberiamo. No, fai tutto da solo. Guarda, sembra un caso, mi sembra un amo. Va tutto e capita nella pesca. Vedi che sei un pescatore nato. Bravi ragazzi, bravi. Possiamo andare, passiamo da qui perché ne abbiamo da premiare ancora. Bravi, piano con i cavi. Non so se qua stanno pasturando, però per stare sul tema. Giusto? Eccoli qua, ancora altri 10. Iniziamo, ci presentiamo, iniziando da tu sei Silvia, Giulia, Gabriele, Cristian, Antonio, Nicola, Francesca, Federica, Gianluca, come ti chiami tu? Mattia lei. Perfetto, molto bene, e abbiamo chiuso il cerchio anche in questo caso. Li premiamo intanto? Medaglia, cappellino e maglietta. Vi siete divertiti? Chi è che ha pescato più pesci? Chi è che si ricorda che pesci erano quelli da pescare? E cosa erano, lo sapete? Erano delle finte? Sardine. No, non erano sardine. Erano delle finte? Non lo sappiamo. Chi l'ha detto? Lo conserviamo, ce lo dici tu fra un po'. Ploaghe Fishing Club che conta la bellezza di circa 85 tesserati così suddivisi. 28 sono gli atleti agonisti, cosiddetti garisti, che prendono parte alle gare agonistiche, quindi atleti ufficiali iscritti a circuiti di gara e ai campionati di federazione. E poi abbiamo ben 57 tesserati praticanti, quindi soci che partecipano alle attività amatoriali, sociali e promozionali del club. Tra questi sono rientrati dopo oggi anche i circa 50, forse 60 bambini che hanno preso parte alle attività di questo pomeriggio, attività che ricordo sono iniziati all'interno della piscina comunale di Ploaghe, dove è stata fatta l'attività, la sperimentazione dell'utilizzo delle bombole. Ricordo che la FIPSAS, Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee, a 360 gradi integra diverse discipline, non solo quella della pesca di superficie ma anche quella della apnea statica, ad esempio, quindi la pesca sotto l'acqua. Io mi prendo il tempo nel frattempo che li vestiamo, così vedi arrivano anche le magliette e, come detto, i cappellini e le magliette d'ordinanza per vestirsi. Ci siamo quasi. Intanto vado a pescare qualche altro elemento. Questa giornata nasce ovviamente con l'obiettivo di promuovere quella che potrebbe essere considerata una disciplina poco nota, con lo scopo di favorire la maggiore conoscenza e l'introduzione di quello che è uno sport diverso, che è lo sport della pesca sportiva. Ci vestiamo? Ho detto tutto anche in questo caso. Come no? Come no? Te la puoi mettere sopra, È proprio fatta apposta. Sai perché? Perché poi esce una bella foto tutta bianca. Però se non la vuoi mettere fa niente, va bene così. La puoi tenere così davanti. Ok. Ottimo, ottimo. Tienila davanti. No, non la vuole mettere. Bravo, bravo.
Guarda che la maglietta del Ploaghe Fishing Club non è mica una qualunque, non ce l'hanno tutti, Bene, sorriso, guardiamola davanti. E loro, altri 10 che hanno preso parte alla giornata della pesca giovanile. Bravi ragazzi, andiamo avanti. Ancora, è incredibile. Piano piano vi ho conosciuto tutti questo pomeriggio, incredibile. Sei pronto? Che mi devi dire il pesce, Andiamo avanti, via, altri 10. Che applauso scrosciante. Guardate che è un momento di grande protagonismo, Ma voi avete pescato? Sì. Alla fine sì, perché vi ho chiamato 3-4 volte. Com'è andata? Bene. Ditemi il nome. Sofia. Linda. Alice. Michele. Leonardo. Gianmarco. Filippo. Andrea. Mattia. Andrea. Giada. Aspetta, Giada. più forte. Giada. Ale, Giada, brava Giada. Giada era timidina, poi era lì tutto il pomeriggio, avrà pescato 7-8 volte, vero? Ha voluto anche cambiare zona di mare, Da qui ha detto voglio provare quella. Anche perché, fatemelo dire, io l'ho notato, questa sembrava zona porto, non c'era l'azzurro, Lì invece sì. O non so se avete fatto lago e mare, non so se era voluto. I bambini sono finiti, non i premi, diamo le magliette, diamo le medaglie e diamo i cappellini a tutti. Non l'ho detto, ma credo sia assolutamente scontato, evento fortemente voluto dall'amministrazione comunale di Ploaghe, poi avremo modo di sentire anche il primo cittadino di Ploaghe, perché insomma questa è una bella iniziativa che regala momenti di sport in questi giorni pre-ferragostiani. Ci siamo tutti, bravi, velocissimi con le magliette. Andremo a pescare nei prossimi giorni? Qualcuno lo dirà, dai. Babbo, portami a pescare. Certo. Anche perché insomma è divertente, Sei divertita? Sì. Te la immaginavi così questo pomeriggio? Sì. Ah, ok, quindi andiamo sul sicuro. Stavo guardando le immagini della maglietta intanto. Maschera, bombole. Le medaglie, le magliette, i cappellini. E andiamo a chiudere. Poi insomma tanti magari... Tu hai il doppio cappellino? Ci siamo? Foto, guardiamo lì. Ah no, aspetta, manca qualcosa. Eccoci qua, ora sì, ci siamo davvero tutti. Ultimi 10 di questo pomeriggio. Bravi ragazzi e andiamo avanti, così rispettiamo la tabella di marcia di questa. Volete rimanere sul palco? Andrea, guarda lì. Bravo Andrea, bravissimo. Andiamo ragazzi, bambini. Andiamo Andre. Andiamo. Questi rimangono. Bene, allora richiamo Massimiliano Cabras, presidente del Ploaghe Fishing Club, perché? Perché come detto questa giornata è iniziata questa mattina nella piscina comunale, abbiamo fatto l'attività con le bombole grazie agli istruttori della FIPSAS per la didattica. E allora chiamo il presidente ma chiamo anche gli istruttori. Inizio da Tino Scotto, chiamerei anche Vincenzo Furesi, Antonello Fancello e Antonio Cedrello. Dovrebbero esserci tutti? Io c'ho ancora la pizza in bocca. Ma li facciamo salire lo stesso. Ecco Tino Scotto che arriva.
a cui magari non possiamo non chiedere due parole, ma proprio due. Peraltro dobbiamo fare un giusto orario perché tiene il tempo, inizierà a suonare a partire dalle ore 22 e quindi continuo, abbiamo concordato un passo. Sì, sali su, vieni. Prego, venite qua, istruttori, che questa mattina hanno avuto tra le mani i vostri ragazzi con questa bella esperienza in piscina. Com'è andata? Per noi bene, ma anche i ragazzi penso siano contenti, sono divertiti. Adesso chissà se diventeranno subacquei, noi ce l'auguriamo. Certo. Ricordo che istruttori ovviamente della FIPSAS, ma di fatto un po' tutti siete ex somozzatori vigili del fuoco, quindi stiamo parlando di una eccellenza per la nostra comunità e per la nostra sicurezza. Lo dico, abbiamo chiacchierato a pranzo, ce ne hanno raccontato. Vi manca un po' quell'attività? Sì, certo, l'attività è una cosa importante. Noi abbiamo continuato, avendo una scuola nostra personale, diciamo, con la FIPSAS, abbiamo continuato a coltivare questo mestiere e sport. Che rapporto hanno i bambini di oggi con l'acqua? Poco, la verità poco. Prima avevamo 50, 60, 30, 40 allievi, adesso quando fai un corso ne hai 4, 6, a esagerare. Non è più come prima, chissà perché, però è così. È il solito discorso. Bene, allora, agli istruttori della FIPSAS ovviamente c'è la consegna di una targa da parte della Ploaghe Fishing Club in ricordo di questa giornata della pesca giovanile. Consegna intanto il vicepresidente del Ploaghe Fishing Club, Gavino Montoni, che consegna le targhe a 3 dei 4 istruttori. Li ricordo ancora una volta: Tino Scotto, Vincenzo Furesi, Antonello Fancello e Antonio Cedrello. Grazie. Volevo dire sì. Volevo innanzitutto ringraziare a Massimiliano Cabras, che un'organizzazione del genere sono pochi che la fanno in Sardegna, ok? Noi siamo di Sassari, nessuno mai ha fatto una cosa del genere. No, un applauso davvero a Massimiliano Cabras, che non è facile, organizzare non è facile, e lui ci è riuscito ed è un gran presidente, davvero. E noi non possiamo che essere d'accordo. Complimenti a Massimiliano, ma gli auguri, o meglio, i complimenti ce li giochiamo soprattutto alla fine. Grazie. Andiamo avanti? Andiamo avanti e vado, se sei d'accordo Massimiliano, con gli istruttori del pomeriggio, quelli della pesca in superficie. Avete visto le postazioni che sono state allestite, ben 10, allora chiamerei Stefania Farina, Francesco Flores, Alessandro Moreddu, Sergio Muzzu, capitanati da Luciano Mereu, che è anche peraltro consigliere. Alessandra Moreddu. Alessandra? Io invece ho detto Alessandro, scusate, Alessandra Moreddu. Potete salire sul palco. Mi scuso ovviamente con Alessandra, abbiamo chiacchierato tutto il pomeriggio, ma insomma anche noi abbiamo consumato un bel paio d'ore qui a raccontare questa giornata della pesca giovanile. Salite pure tutti sul palco. Dicevo, capitanati da Luciano Mereu, dirigente sportivo, istruttore, attualmente componente della Commissione Nazionale Didattica e Formazione per il settore della pesca di superficie. Ho detto tutto giusto? Tutto giusto. Com'è andata? È andata bene. Complimenti. Intanto ringraziamo la società per averci invitato. Speriamo di poter proseguire questo percorso di didattica che abbiamo preso con loro, che speriamo di organizzare tante altre cose. Niente, grazie, alla prossima. Noi raccontiamo un bel po' di eventi sportivi, devo essere onesto perché l'ho percepito, grandi sorrisi con i bambini e veramente una grande comunicazione, non è sempre così, chi lavora con i bambini spesso è piuttosto stanco, bravi. Grazie. Davvero, grazie. Allora gli istruttori della FIPSAS per quanto concerne la pesca di superficie. Ora andrei a chiamare, se Massimiliano è d'accordo,
Angelo De Pascalis. Angelo lo abbiamo Angelo? Ovviamente sì, chiediamo di farlo salire, è una delle figure più note e anche vincenti della pesca sportiva italiana. Attualmente ricopre il ruolo di vice coordinatore tecnico della Commissione Nazionale Didattica e Formazione. Io con Angelo scambierei anche due parole, perché no, sul tema della pesca, della formazione pesca e della didattica. Eccoti qua, Angelo, che ovviamente arrivi non dall'isola, arrivi da fuori. Mi sono portato un amico. Ah, bene, bene. Chi è? Luciano? Vieni. Allora, chiacchieriamo un po', sia con Luciano che con Angelo. Ma intanto ti chiedo, che sensazioni hai avuto qua questo pomeriggio? Sicuramente un'immagine molto positiva per quanto riguarda la SD di Ploaghe, con una partecipazione proprio veramente con passione. Ho visto delle persone che hanno costruito questa attività con passione, quindi questo è per la federazione molto importante, perché è sinonimo di qualità. Difatti la qualità c'è stata e quindi siamo molto contenti. Allora, lo chiederei a entrambi, ci prendiamo qualche minuto. Allora, il primo passaggio che forse mi sento di dire è: dobbiamo far capire che la pesca non è un hobby, non è un passatempo, è un vero e proprio sport. Sì, anche impegnativo, devo dire, perché se affrontato con la passione, con il giusto impegno, può portare veramente ad avere uno stile di vita dedicato allo sport. Questo stile di vita dà soddisfazioni se si riesce ad arrivare ad alti livelli, e una cosa molto positiva, ti fa conoscere tantissime persone che vengono da ogni parte del mondo, e quindi è molto anche da un punto di vista di apertura verso gli altri molto importante. Ecco, una cosa che un agonista dovrebbe imparare in primo luogo è condividere quello che lui sa, sempre con le giuste proporzioni, perché solo così si può crescere, soprattutto in un SD. Se un SD è un unico gruppo di persone che condividono quello che hanno imparato, che imparano, allora questa SD è sicuramente vincente. Luciano, ti coinvolgo sempre in tema di formazione, perché si dice sempre lo smartphone è un grande problema, combatterlo nel fare sport. È un iperstimolo lo smartphone, ma credo che anche il pesce che becca può essere uno stimolo che genera curiosità nel bambino. Forse è uno degli ultimi momenti che possono prendere il giovane atleta. Sì, no, noi quello che constatiamo girando sia con Angelo per l'Italia, tutto il lavoro che svolgiamo, abbiamo constatato che molti ragazzi che hanno intrapreso il nostro percorso si sono allontanati, alcuni anche dalla strada, che la strada sappiamo i pericoli che oggigiorno comporta, e in più anche è un modo per allontanare i nostri figli, i nostri bambini dai telefonini, dai social e tutto quello che diciamo un po' gli sta rovinando attualmente, e lo sport fa bene. Chiudo con entrambi su quella che è l'analisi di quelle che potevano essere le nuove discipline. Ne abbiamo parlato insieme poco fa. Kayak fishing, che cosa è e perché può essere un successo? Perché sicuramente si adatta alla necessità dei ragazzi di oggi di fare attività sportiva in movimento. La pesca può essere interpretata in diversi modi, ma quello più dedicato e più importante per i ragazzi è anche quello del movimento, perché hanno bisogno di crescere fisicamente e soprattutto farlo in maniera divertente. Questo è importantissimo, e il kayak fishing è questo per i ragazzi. La fase di avvicinamento a questa disciplina è molto apprezzata in Sardegna, difatti stiamo facendo diverse attività in tutte l'isola che ci danno veramente tante soddisfazioni. Luciano, vuoi aggiungere qualcosa in generale sulle discipline? Lo conosci ovviamente. Chiuderei con un ringraziamento al Presidente, che non solo per quanto riguarda il suo lavoro, per quanto riguarda la SD di Ploaghe, ma anche per quanto riguarda la gestione di tutte le ASD che sono nel territorio di Sassari. Quindi un ottimo lavoro,
sono convinto che nei prossimi anni ci sarà anche uno sviluppo da un punto di vista ambientale che è molto importante per poter poi collaborare con le scuole. Grazie. Allora, la consegna da parte della Ploaghe Fishing Club a Luciano Mereu e ad Angelo De Pascalis, che ricordo si è portato a casa anche storicamente nel tempo il prestigioso Memorial Fausto Pasinetti nella specialità feeder, giusto? Quella dove si pastura, dico bene? Il Pasinetti era una cosa molto molto difficile da vincere, più del campionato del mondo. Vabbè, e ci sei riuscito, complimenti. Bene, grazie ancora per questa eccellenza di pesca nazionale che ha fatto capolino a Ploaghe in questa bella serata estiva. Grazie. Grazie a te e complimenti per la trasmissione. Grazie, insomma è stato un bel pomeriggio, grazie Luciano, veramente eccezionale. Ora dovremmo avere, credo, il primo cittadino di Ploaghe che chiamo, se possibile, il sindaco Gianmario Busellus, che può salire sul palco così scambiamo due chiacchiere, anche perché sta per arrivare un'altra bella serata estiva. Eccoci qua. Buonasera intanto sindaco, abbiamo chiacchierato, che bello, perché io non sapevo neanche che stavo chiacchierando col sindaco e questa ancora più soddisfazione, perché ho capito che proprio è dentro di voi la passione, insomma, per lo sport. Che serata è stata? Allora, è stata una giornata più che una serata. Io c'ero da stamattina in piscina, sono rimasto piacevolmente colpito, ma non avevo dubbi sul fatto che, insomma, la società potesse realizzare una giornata come questa. I bambini erano contenti, è stata una bellissima iniziativa. In piscina con le bombole si sono divertiti e hanno provato un'esperienza ed è una cosa molto importante. Quindi volevo ringraziare tutti i soci, gli atleti, perché l'impegno si è visto e quando c'è un impegno come questo, insomma, i risultati poi vengono, e anche stasera sono rimasti contenti, i bambini hanno pescato, tutta l'impalcatura che è stata messa in piedi molto bella. Complimenti, insomma, a tutti loro che hanno collaborato. E poi voglio aggiungere un'altra cosa, voglio fare i complimenti perché, insomma, a 20 anni, questa è una giornata particolare per una società, un'associazione che va avanti da 20 anni, e questo non è semplice. L'associazionismo è difficile, il volontariato e lo sport, tenere botta a 20 anni è sempre complicato, soprattutto in questo caso posso dire anche raggiungendo livelli importanti, perché, insomma, voi avete avuto modo di distinguervi anche a livello regionale e nazionale negli anni, e questo è ovviamente un orgoglio per Ploaghe, che non è propriamente un paese di mare, per cui una società di pesca a questo livello non può che essere un orgoglio per noi. Io vi ringrazio per tutto e vi faccio i miei complimenti e in bocca al lupo perché questo sia un traguardo, ma un proseguo florido come finora è stato. Grazie a tutti. Grazie Sindaco, va detto che l'amministrazione comunale sempre in questi 20 anni è stata vicina al Ploaghe Fishing Club, perché ha avuto la sede, una sede stabile che abbiamo potuto visitare questa mattina, mi sento anche di tenuta anche quasi in maniera maniacale, perché in l'ordine dei quadri e dei trofei, e poi anche la riapertura della piscina che ha permesso di svolgere una dei rami che la pesca sportiva ingloba. Sì, ovviamente è dovere dell'amministrazione comunale supportare tutte le realtà sportive, associative locali. Sono contento che siamo riusciti, insomma, a utilizzare la piscina in questo momento che era un po' particolare, però, insomma, i lavori sono quasi terminati e siamo riusciti con la direzione lavori a trovare lo spazio per far svolgere questa attività che, ripeto, cadeva nei 20 anni, quindi ci dovevamo impegnare per realizzarla. La sede ovviamente è doveroso, perché quando ci sono, insomma, c'è impegno e l'attività si svolge concretamente, è giusto che abbia un posto dove, insomma, ci si ritrova ed è giusto supportarli, questo è chiaro.
Grazie Sindaco. E allora liberiamo anche il Sindaco con la consegna della targa ricordo da parte del Ploaghe Fishing Club per questa giornata della pesca giovanile. Un ringraziamento dunque al primo cittadino di Ploaghe, Gian Mario Busellu. Tra l'altro arriva l'applauso, tra l'altro parlando di iperattività del Ploaghe Fishing Club ricordiamo anche il trofeo Ploaghe Fishing Club. Siamo molto in anticipo, però facciamo una chiacchierata con Massimiliano Cabras e inganniamo altri 15 minuti. Vuoi chiamarli tutti? Prima, se voi li vuoi dietro, però chiacchieriamo. 3 marzo 2006, tutto iniziò. C'era un cittadino di Ploaghe, poi oggi con l'intelligenza artificiale è anche facile, quando ottieni i risultati puoi ricostruire quello che è successo. C'era un cittadino di Ploaghe che però gareggiava con una squadra sassarese, ma che aveva poi deciso di portare a Ploaghe il club. Raccontaci com'è nato. Ci siamo riuniti con un'unica passione, quella della pesca. Inizialmente mi hanno seguito 6 persone a Sassari, che insieme a loro poi abbiamo costruito una società a Ploaghe, e questa sino a oggi esiste grazie a tante persone che nell'arco degli anni si sono succedute, perché molti sono andati via, altri sono venuti e quello che ci manca è proprio il ricambio. Con i giovani purtroppo cerchiamo disperatamente forze nuove. Allora andiamo piano, intanto la squadra si arricchisce qua dietro di tanti. Allora, dicevo, 3 marzo 2006, in realtà il primo presidente non è stato Massimiliano Cabras, ma, e qui arriva l'applauso, Gavinuccio Pazzola e Carlo Dettori. Forse Carlo Dettori lo abbiamo, è vero? Perché così mi è stato detto, c'è? E allora dai, chiacchieriamo con Carlo, dobbiamo ingannarli questo quarto d'ora, tra l'altro il blu, state un po' più vicini così stiamo tutti dentro. Quindi Carlo Dettori, ricordo Massimo Cabras era fuori, eccolo qua. E allora, vieni, che anni sono stati quelli? Bellissimi, fantastici, i pilastri dell'associazione, tutti quanti. Raccontaci un po', che attività si faceva? Di tutto, ovviamente la pesca, dal lago al mare, tutte le gare, abbiamo iniziato pian piano, passo alla volta, e pian piano si è costruito quello che ora loro stanno portando avanti. Siete tanti, eh? Sì, una bellissima esperienza. Poi la passione di pesca unisce tutti, chi è amante del mare, dell'acqua ovviamente, e della pesca, è passione vera e pura. Grazie Carlo, se vuoi aggiungere qualcosa stai pure qui con noi, magari ti arrivano degli aneddoti, vai. No, vorrei solo ringraziare tutti loro che ancora sono qui e che riescono a portare avanti tutto quello che stanno realizzando, con i trofei, con le medaglie, con i premi, con le gare, tutto quello che stanno facendo. Guardate, io leggo un po' di commozione Carlo, perché io lo sto guardando negli occhi ed è oggettivamente un po' commosso. Allora, per me è un onore stare qui con voi, perché abbiamo costruito con i fondatori, e sono contento, veramente. Grande Carlo, insomma, 1000 parole, ogni tanto qua invece pure vera emozione. Massimiliano, torna qui tra noi, perché, guarda che bello, Perché quando nel 2006 tutto è iniziato, tu ti sei trovato sì 60 appassionati, ma di questi praticamente tutti prendevano la macchina, facevano 40 km e pescavano sul lago del Coghinas. Poi però tu hai detto, ma abbiamo anche il mare. Eh sì, purtroppo eravamo in pochissimi all'inizio che frequentavano il mare. Eravamo 52 persone che facevano gare di acque interne, perché ai tempi la pesca era suddivisa in acque interne e mare. Oggi invece esiste la pesca di superficie che raggruppa tutte le discipline con la canna, comprese anche quelle della canna alla riva, che si pesca dai moli, canna nattante, si pesca dalle barche, e poi piano piano la verità l'ambiente del lago è andato a scemare e si vede, piaceva più il salato del dolce e tutti quanti siamo diventati pescatori di mare e oggi
Siamo una società di puri surfcaster e basta. Giriamo tutta la Sardegna, tutta l'Italia, tentando di onorare questo meraviglioso paese. E noi facciamo tutto perché il nome di questo paese venga portato in alto il più possibile. Voi sapete ovviamente che in questo paese esiste un club di pesca, che è il Ploaghe Fishing Club, forse però non sapete che Massimiliano Cabras, il presidente, è l'unico ad aver vinto, non volevi, ma io lo dico, ad aver vinto la canna d'oro 2 volte in 6 anni e nel Magrini diversi primi assoluti di giornata. Vinto anche nel 2019 quando il Magrini si faceva ancora qui, in zona più vicina a Sorso e non a Arborea. Il logo, la rosa dei venti, perché? È stata un'idea di un nostro socio che oggi abbiamo perso, non fa più parte della società, però mi piace nominarlo, Umberto Nela, che è un artista ploaghese che ha avuto quest'idea di sviluppare una rosa dei venti con all'interno un pescatore che lanciava una canna di pesca. Il nostro nome deriva, la nostra attività deriva proprio dall'alcio onte Londra, tradotto dall'inglese, il surfcasting è quello. E quindi l'estremo di portare un piombo, le zavorre con l'esca dietro l'onda, quindi a distanza, questo ci ha fatto venire l'idea e costruire questo logo. Ci racconti questi risultati dell'Elite, che cosa sono? 2012 no, 2010 e 2022. Diciamo nel 2010 eravamo ancora un po' profani, non eravamo tanto esperti, quindi forse è stato uno dei risultati più belli, perché i risultati più belli sono sempre quelli di squadra, quelli individuali sono casuali, non fanno gruppo, non fanno squadra, e invece quello che per noi è stato una qualificazione a una selezione così alta, di alto valore, ripeto, per una società come la nostra è stato davvero una cosa davvero piacevole, mentre invece la seconda volta siamo arrivati con la giusta preparazione, persone formate a dovere che oggi si giocano il risultato, diciamo, da tutte le parti in Italia. Siamo in chiusura, li portiamo, facciamo un passo avanti ragazzi, solo per dare, come? Sì, dimmi tu allora tu chi, allora intanto vieni, fate un passo avanti ragazzi, senza paura, siete in tanti che sono, ricordo che sono gli agonisti del Ploaghe Fishing Club. Cosa occorre oggi per essere un buon pescatore? Ci vuole tempo, passione e tanta voglia di pescare. Indubbiamente tanto impegno e preparazione. Guarda, mi faccio la carrellata perché qualcosa di bello esce. E preparazione, sì. Cosa ci vuole? Ci vuole passione, unione di gruppo. Concordo, passione e gruppo. Presidente. Ci vuole tutto quello che ci vuole. Ci vuole tutto. Molta passione. Il permesso delle mogli. Bellissima. Questa, chiudiamo lo speciale con questo, con questo. Preparazione, passione. Io direi passione, ma tanto allenamento anche. Chiudo con te, Passione e preparazione. Passione, soldi. Neanche tanti per chi vuole iniziare, tutto offerto dal Ploaghe, io l'ho detto almeno 5-6 volte. No, sto scherzando. E poi comunque in tutte le passioni appunto ci vuole continuità e un po' di fattore C, che non deve mancare mai. È una leggenda questo della fortuna. Ci vuole tanta passione e costanza. Allora, passione, agonismo, voglia di gareggiare e stare in mezzo alla compagnia, perché comunque andiamo in tante realtà societarie, quindi facciamo legame con tutti, quello lì è fondamentale. Tanta buona volontà e molta passione in quello che si fa. Passione, allenamento e fortuna pure. Passione e tanta voglia di andare a pesca. Tanta voglia di andare a pesca. Massimiliano, chiudiamo con quelli che sono i segreti per essere un pescatore completo? No, non i segreti. Guarda, gli stavo per chiedere i segreti suoi, mi ha detto no, impossibile. No, i segreti per essere un pescatore completo. Non lo so, la pesca non c'è niente di scritto, è molto dato dalle intuizioni, da quanto tempo tu sei andato a pesca, da quanto frequenti gli ambienti,
perché una cosa ti riporta all'altra. Non c'è mai una situazione uguale all'altra, non peschi mai un'ora uguale all'altra, non peschi mai lo stesso giorno uguale all'altro, quindi è fatta da tantissimi fattori che è un bagaglio culturale che ogni persona ha, e più la frequenti, più ci metti impegno, più ci metti testa. Poi ci sono le persone che sono anche più portate, altre che francamente o per impegno o per poco tempo o poca dedizione non hanno certi mezzi per arrivarci, però diciamo che se si vuole tutti possono essere dei buoni pescatori, basta frequentarla, perché oggi tutti hanno attrezzature adeguate, ormai ci sono anche con i social tanti canali che insegnano tantissimo, gli stessi bambini imparano a legare gli ami a casa, quindi parliamo di un qualcosa che è completamente diverso da quando ho iniziato io, hanno iniziato tanti di loro. Oggi i ragazzi arrivano a pescare che hanno già, diciamo, un bagaglio culturale molto alto, infatti oggi il livello in tutta Italia è salito tantissimo. Spero di non aver dimenticato niente, ma c'è un appuntamento, la 17ª edizione del trofeo Ploaghe Fishing Club, tra l'altro forte legame con i Candelieri, lo sapete, l'appuntamento è il 12-13 settembre, perché venire a curiosare su questo trofeo? Diciamo che quello che abbiamo fatto oggi è un pochettino l'esempio di quello che è il nostro modo di lavorare, e quindi di conseguenza se le persone hanno visto l'impegno e anche l'organizzazione che c'è dietro queste manifestazioni, il Ploaghe Fishing Club si svolge, il trofeo si svolge sotto la falsariga di questa manifestazione. C'è una organizzazione a dir poco quasi maniacale e allo stesso tempo siamo fortunati ad avere uno dei litorali più ricchi di pesce in questo periodo, e quindi viene sempre fuori tanto pesce. Fino a quando ce lo fanno ancora pescare così senza rilasciarlo, continueremo su questa nostra strada. Allora, grazie Massimiliano Cabra. Ho dimenticato qualcosa? Ti chiedo, forse abbiamo inserito tutto, mi pare. La serata, la giornata è stata bella lunga, io vi faccio i grandi complimenti per tutto quello che avete fatto, vi ricordo che produrremo uno speciale sui canali di Directa Sport, sulle pagine Facebook del Ploaghe Fishing Club, e poi anche tutta questa presentazione la troverete in rete. Fate un passo avanti per me, da mettere in sede, un'altra bella soddisfazione. Grazie Massi, per me è stata una grandissima scoperta. Grazie ragazzi, fate un passo avanti. Ploaghe Fishing Club 2026, 20 anni di storia, di amore e di passione per la pesca. Da domani andate sui canali social e portate i ragazzi a pescare, perché sicuramente è un ambiente sereno e appassionato. 1, 2, 3. Olè! Complimenti! Ora 20 minuti di pausa e poi tieni il tempo, le cover degli 883. Grazie, ciao a tutti, buona serata.